Emergenza coronavirus in Veneto, i contagi raggiungono quota 407, 21 casi in più rispetto a ieri sera, 116 invece ricoverati, di cui 24 in terapia intensiva. Ieri la teleconferenza tra il governo e i presidenti di regione, al centro le misure per far fronte alla crisi economica dell'emergenza coronavirus. Il governatore Zaia ha chiesto aiuti per le aziende e ammortizzatori sociali anche per le microimprese. Il messaggio del sottosegretario all'interno Achille Variati: il governo farà di tutto per aiutare chi è stato colpito economicamente dall'emergenza del virus. Crollo dei passeggeri all'aeroporto Canova di Treviso, come del resto negli altri scali veneti, tanto che si sta valutando la chiusura temporanea dello scalo. Due scosse di terremoto questa mattina hanno fatto sobbalzare la zona del Feltrino, la prima con epicentro a Sovramonte, la seconda è stata localizzata a Pedavena. Paura tra la gente, ma non sono stati registrati danni. Allerta acqua alta domani mattina a Venezia. Il centro mare del comune prevede una punta massima di 105 cm alle 8:30. Elezioni regionali. Dalle 12 di oggi fino a domani gli elettori 5 Stelle voteranno sulla piattaforma Rousseau il candidato presidente di Veneto e Marche. Telespettatori di Antena 3, buongiorno e ben ritrovati con la prima edizione dei nostri telegiornali. In primo piano naturalmente l'emergenza coronavirus, con i dati aggiornati secondo l'ultimo bollettino inviato questa mattina dalla Regione Veneto, che vede il numero dei contagiati saliti a 407, ovvero 21 in più rispetto all'ultimo bollettino di ieri pomeriggio delle 17. Restano invariati i numeri per quanto riguarda il cluster di Vo con 90 casi, quello di Treviso provincia con 96, Mirano Dolo con 8, Limena con 14, Belluno con 4, Rovigo, l'assegnazione epidemiologica in corso sono 8 casi e poi ci sono i casi collegati alla Lombardia ma residenti in Veneto a 2. Aumentano invece per quanto riguarda i casi nel cluster della provincia di Vicenza, sono 19, quindi più 3 rispetto all'aggiornamento di ieri, e ancora a Verona si registrano 27 contagi, quindi 2 in più, e 66 in provincia di Venezia, escluso Mirano con 6 casi in più. E ancora la provincia di Padova, escluso in questo caso Vo e Limena, sono 69 i contagi, 9 in più rispetto a ieri pomeriggio, e ancora la provincia di Rovigo, 4 in totali contagiati, 1 in più rispetto all'ultimo aggiornamento di ieri. Ma allora nel prossimo servizio facciamo il punto della situazione anche per quanto riguarda i ricoverati. La chiusura delle scuole e delle università in tutto il territorio nazionale fino al 15 marzo, formalizzata solo nel tardo pomeriggio dal Ministero. E poi il bilancio dei contagiati in Veneto, che da questa mattina supera quota 400. Le vittime rimangono però 7. Il nuovo aggiornamento dei dati arrivato dalla Regione parla di 407 contagiati, 21 in più rispetto al bollettino emanato nella serata di ieri. L'aumento principale a Padova da 60 a 69 e a Venezia da 60 a 66, ma il cluster più numeroso resta quello dell'ospedale Cafoncello di Treviso, fermo a 96 contagi. È qui che si è registrato il maggior numero di vittime, 4 legate al coronavirus, sebbene per l'ULSS 2 negli ultimi 3 casi siano state le patologie pregresse ad aver portato questi anziani alla morte. Ultima in ordine di tempo una pensionata di 88 anni, residente in centro a Treviso. L'azienda Zero di Padova sta emanando il bilancio dei contagi comune per comune. Intanto, con l'emergenza coronavirus che non si risolve nei tempi sperati, tutti, uffici pubblici, aziende e famiglie, sono costretti a organizzarsi per un'altra settimana di contatti ridotti al minimo. È la chiusura delle scuole per un'ulteriore settimana rispetto a quanto già stabilito a scombinare maggiormente i piani dei veneti e da questa volta degli italiani. Se da un lato gli istituti, quelli che hanno strutture adeguate, stanno avviando le lezioni online, chi invoca sconti sulle rette di asili e scuole materne, provvedimento che diversi comuni stanno già attuando riguardo alle strutture pubbliche, chi chiede, e su questo il governo si sta già muovendo, che a uno dei 2 genitori sia permesso di rimanere a casa con i figli per non gravare ulteriormente sui bilanci delle famiglie. Ma a invocare aiuti sono molte altre categorie economiche, turistiche, culturali, e chi fa da sé per ripartire, come le attività storiche di Piazza San Marco, con lo spritz offerto dalle 17 in poi, attira anche forti critiche come quella del virologo Roberto Burioni, che in un post ha scritto: la gente deve stare a casa, altrimenti chi riparte è il virus. Situazione monitorata anche in Val Brenta dopo che uno sub 48enne di Pescara, che ha fatto alcuni giorni di esercitazione a Valstagna, è ora ricoverato in ospedale, essendo risultato positivo proprio al coronavirus.
L'ombra del coronavirus si allunga fino alla Val Brenta e fa salire la preoccupazione sia in Vallata che nel Bassanese. Si alza l'asticella dell'attenzione perché dal 21 al 23 febbraio ha soggiornato a Vastagna uno speleosub di 48 anni, membro del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico, che attualmente è ricoverato all'ospedale di Pescara perché è risultato positivo al coronavirus. Con lui, impegnati nell'attività di addestramento, altri 16 sub rimasti a stretto contatto con la persona. Interrompiamo un attimo questo servizio perché ci colleghiamo subito con Marghera, dove è in corso una conferenza stampa per un nuovo studio dell'Università di Padova finanziato dalla Regione. Sentiamo il governatore Zaia che sta rispondendo alle domande dei colleghi giornalisti. Circa 1500 campioni al giorno. Chiaramente dipenderà anche, daremo sempre la precedenza all'assistenza, quindi via via li inseriremo nella routine. Faccio un esempio: se ci arrivano 600-700 campioni relativi all'assistenza, via via cercheremo di non sovraccaricare troppo la nostra capacità. Quindi è chiaro, in uno scenario ottimistico io penso che in 7 giorni dovremmo essere in grado di farli tutti. Può dire per favore quanti campioni avete cannato rispetto a quelli validati? Nessuno. Dall'ISS? Nessuno. No, perché cazzo, qua sono tutti che dicono che canniamo campioni. Nessuno. Cioè, posso assicurare che non è stato, il test ha finora dimostrato una estrema affidabilità, anche perché forse magari la gente comune non si rende conto. Guardi, qualsiasi misura ha una possibilità d'errore. Va bene, se io adesso misuro questo tavolo 10 volte non riesco mai a misurarlo con esatta precisione. Questo vale qualsiasi attività umana, compresi i test. Quindi, però, che cosa significa? Che se un test, per esempio, ha un errore dell'1 per 1000, faccia conto, se io lo ripeto 2 volte, c'ha sempre la probabilità dell'1 per 1000 la seconda volta, però le probabilità si moltiplicano, non si sommano, quindi significa che alla fine c'è 1 su 1.000.000 la probabilità di sbagliare. E questa è la ragione per cui questi test vengono validati da più laboratori. Quindi questi test hanno un'affidabilità estrema. Quindi a noi li hanno validati? A noi ce li hanno validati tutti, quindi questo significa che abbiamo un'affidabilità estremamente elevata. Quindi se è positivo è sicuramente positivo, tanto più che adesso si sta pensando addirittura di limitare la seconda e terza validazione. Proprio per questa ragione, per limitare il numero di repliche, no? Questo è il Veneto, ovviamente. Sì. Prego. Buongiorno, Filippo Tosato del Mattino. Per il professor Tesanti una domanda bifronte, diciamo così. Ieri sera ci siamo lasciati qui proprio da questo tavolo con insomma un timore, diciamo un po' previsione, un timore da parte del governatore Zaia di un aumento sensibile dei contagi anche immediati. Tornando a Padova, non voglio raccontare la mia giornata, ma tornando a Padova per radio ho sentito una trasmissione di Radio Rai che la citava dicendo il professor Crisanti ritiene che finora i provvedimenti non siano stati adeguati, i provvedimenti da parte delle autorità di governo. Allora volevo capire un po' una sua valutazione circa i rischi di un ulteriore aumento sensibile dei contagi. Ma guardi, io quello che ho detto è che è stato probabilmente all'inizio sottovalutata la gravità. Questo sicuramente l'ho detto e non mi pento di averlo detto, i fatti mi danno ragione. Su questo non c'è dubbio. Il provvedimento del Consiglio dei Ministri di ieri è sicuramente un passo avanti e per la prima volta ha preso atto della situazione e ha comunicato con franchezza ai cittadini la vera entità del problema. Ecco, questo sicuramente è stato un passo avanti. Forse col senno di poi forse sarebbe un provvedimento che sarebbe dovuto essere preso magari 2 settimane fa, subito. Ecco, questo diciamo è la mia. Ecco, secondo me la cosa peggiore è dare ai cittadini un messaggio rassicurante che poi viene smentito. Guardi, questa è una cosa che obiettivamente io non condivido. Allora, non si può dire ai cittadini abbiamo fatto tutto, abbiamo bloccato le frontiere, abbiamo fatto la temperatura, siamo i migliori e poi improvvisamente scoppia questo casino.
allora significa che qualcosa non ha funzionato, no? Allora poi è chiaro che questo è il meccanismo migliore per far perdere la fiducia ai cittadini. Io sono dell'idea che bisogna dire la verità, tutta. Questo se le può, ecco. E circa diciamo, la previsione di ma guardi, come ho detto anche in una delle prime interviste, noi in questo momento stiamo fotografando una situazione di 6-7 giorni fa, quindi i casi stanno chiaramente aumentando ancora, quindi dovremo aspettare ancora una decina di giorni per vedere l'impatto delle misure di contenimento, e qui ritorno, il sistema di VOC ci permette immediatamente di vedere se l'implementazione della quarantena e del confinamento a casa determina il crollo dei contagi, quindi chiaramente poi fornisce razionale la metrica per applicarla ad altre situazioni, no? Allora non è che uno deve mettere la zona rossa sulla spinta emotiva, la deve mettere su una base e su una metrica, perché solo in questo modo si combatte questa situazione. Avete sentito le parole del professor Andrea Crisanti, direttore della microbiologia e virologia dell'azienda ospedaliera di Padova, a fare un po' il punto sulla situazione e su quello che potrebbe essere lo scenario da qui a 10 giorni. Torneremo naturalmente nelle prossime edizioni ad aggiornarvi su questo studio finanziato dalla Regione Veneto e realizzato proprio dall'Università di Padova nell'ambito dell'emergenza coronavirus. Intanto ieri il governatore Zaia, al termine della teleconferenza con il governo e gli altri presidenti di regione, ha illustrato quelle che sono state le richieste dal Veneto verso l'esecutivo per far fronte alla crisi economica dovuta proprio all'emergenza coronavirus. Sentiamo le parole del governatore Zaia. E le richieste sono quelle di dare una mano alle nostre imprese, al tessuto economico che non, ovviamente vive una crisi che è paurosa. Ricordiamo che si parte da questo primo stanziamento di 3 miliardi e 600 milioni di euro grazie a una deroga comunitaria, e quindi si tratta di stabilire delle regole per erogare. Noi abbiamo chiesto che ci siano ammortizzatori sociali per anche le microimprese che hanno difficoltà a stare sul mercato e quindi a pagare gli stipendi. Abbiamo chiesto che con queste risorse si stia al fianco delle imprese, aiutandole con finanziamenti straordinari, procrastinando il pagamento di tutto quello che sono i pagamenti da fare con l'erario e molto altro ancora, le rate dei mutui, e poi accompagnarle sul mercato. E siamo davanti a una crisi straordinaria che fra l'altro è impensabile, mai avremmo pensato di dover affrontare una crisi dell'economia che nasce da un virus. E passerà, io spero passi velocemente, perché poi la prima cura per la crisi è quella di sconfiggere questo virus. Ecco, quindi un'emergenza che è economica e che sta diventando sempre più economica, Presidente. Lei ha chiesto anche dei piani di comunicazione all'esterno ma anche comunicazione interna, 2 fattori quindi. Sì, ma guardi, parta dal presupposto che noi abbiamo la prima industria in Veneto, che è il turismo, che fattura 18 miliardi di fatturato, il che vuol dire che avendo avuto questa azione di screditamento, per non usare altri termini più volgari, della nostra offerta turistica, delle nostre imprese a livello internazionale, bisogna assolutamente investire per riposizionare la nostra immagine. Dall'altro è fondamentale parlare ai cittadini. Voglio ricordare ai cittadini che adesso abbiamo avuto la notizia della chiusura delle scuole fino al 15 di marzo, non dipende dalla Regione, perché questi sono decreti e scelte fatte a livello nazionale, ma non lo dico perché mi voglio estraneare da questo, dettate dalla commissione scientifica, un comitato scientifico rappresentato dall'Istituto Superiore della Sanità, dallo Spallanzani e da quello che è l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Quindi io dico che anche a livello interno nazionale è giusto che si parli ai cittadini e si spieghino queste misure. Hanno ragione i cittadini quando dicono ma il centro commerciale è aperto e che so, il cinema è chiuso, la discoteca è chiusa e il bar invece può aprire o altre robe del genere. Si spieghi perché si sono adottate queste misure, che non sono misure regionali, voglio ricordarlo, ma sono di un decreto. E degli aiuti, degli interventi del governo per far fronte alla situazione economica dovuta proprio alla crisi, all'emergenza del coronavirus, ha parlato in un messaggio anche il sottosegretario all'interno, Achille Variati. Sto ricevendo in questi giorni moltissime richieste e segnalazioni dalla nostra terra, il Veneto, che è una delle regioni più colpite da questa crisi, sia in termini di persone ammalate che di ripercussioni sulle attività economiche e produttive. La situazione che stiamo affrontando è seria. Nelle scorse ore il governo ha esteso al resto del Paese
le misure che il Veneto già sta sperimentando. L'obiettivo è chiarissimo: rallentare il contagio, ridurre la portata del virus. Non c'è obiettivo più importante di questo, per una ragione molto semplice. Anche se la stragrande maggioranza di coloro che vengono contagiati guarirà, spesso addirittura senza mostrare sintomi, i rischi per alcuni soggetti più vulnerabili della popolazione sono reali ed elevati. E c'è un'altra ragione che dobbiamo considerare. Se troppe persone si ammalano contemporaneamente e richiedono cure ospedaliere, il sistema sanitario può andare in crisi, e questo sarebbe molto grave. Ecco perché vengono adottate misure di straordinaria gravità. E vengo all'altro grande tema, quello del danno economico. Lo sappiamo e lo capiamo e sentiamo le richieste di aiuto che arrivano dalle imprese, dal mondo del turismo, da quello dell'alimentare, dagli operatori dello spettacolo e della cultura. Lo sappiamo bene quanto questa emergenza sta costando, specie in una regione come il Veneto. Il governo interverrà per aiutare tutti coloro che da questa crisi verranno danneggiati pesantemente. E allo stesso modo interverrà per rilanciare internazionalmente la forza del Made in Italy. Ma se chiediamo un sacrificio a tutti è per evitare che la situazione peggiori ulteriormente. Questo è il momento della responsabilità, della maturità, della pazienza, certo non delle polemiche. Se collaboriamo tutti, riusciremo a domare prima questo incendio e a tornare alla vita che conosciamo e che desideriamo. E soprattutto il comparto del turismo, quello che sta risentendo maggiormente dell'attuale situazione. Ne abbiamo parlato ieri sera nel corso di 20 e 10 insieme a Federico Capraro, presidente di Ascom Confcommercio di Treviso, e ad Emanuele Boaretto di Federalberghi Abano Montegrotto. Un estratto delle loro dichiarazioni. Sicuramente il turismo, in riferimento alle agenzie di viaggio e agli alberghi, è il settore più colpito e è drasticamente colpito, perché i numeri parlano dall'emergenza del 24 di febbraio al 31 marzo previsionale un calo del 90%, questi sono i numeri reali. Per capirci, un albergo di 100 camere ne ha 10 occupate, questa è la verità. Stiamo parlando della zona gialla, della zona del nostro territorio, quindi provinciale di Treviso, perché siamo ospiti di Treviso, ma regionale. Abbiamo tutto il settore certamente dei trasporti, dei locali dal ballo e dei ristoranti, in particolare quei ristoranti che hanno le grandi dimensioni, le grandi sale per gli appuntamenti, per i ricevimenti, per le cerimonie. Ma una delle idee allora era detassare per esempio le vacanze, che potrebbe essere una delle mosse da mettere in campo. È una cosa fattibile secondo lei? Intanto che cosa dice di questo quadro? Il fatto di detassare le vacanze è una misura che è già stata utilizzata in Germania, invitando i cittadini tedeschi a effettuare la vacanza in Germania. Potrebbe essere un'idea, e qui effettivamente starebbe nel cuore dei nostri cittadini italiani di sostenere il territorio. Non si tratta di sostenere un'azienda piuttosto che un insieme di aziende e di comparti, si tratta di sostenere l'intero territorio. È il momento di fermarci adesso per qualche istante di pubblicità, tra poco. Rieccoci in diretta, continuiamo a parlare di emergenza coronavirus perché anche nell'aeroporto di Treviso, come negli altri scali veneti, si registra un crollo dei passeggeri, tanto che alla Canova proprio di Treviso si sta valutando l'ipotesi di una chiusura temporanea dello scalo. Aeroporto Canova, ore 13. L'effetto coronavirus è palpabile. I passeggeri, pochissimi, trascinano i trolley verso i gate deserti. Il crollo del numero dei viaggiatori è impressionante. L'effetto supera quello di un attentato terroristico. Siamo oltre il 60% di passeggeri in meno a Treviso, come al Marco Polo di Tessera, dove le foto dal coprifuoco dell'area commerciale sono l'emblema dei danni che il settore sta subendo. Diversi esercizi hanno già deciso di abbassare le serrande mettendo in ferie o permesso i dipendenti. Alcuni
Alcuni servizi di trasporto in bus dei passeggeri hanno sospeso il servizio. Crollo degli arrivi come delle partenze anche alla luce della chiusura all'Italia di diversi paesi. Gli altri aerei viaggiano ancora ma praticamente vuoti. Ryanair ha deciso di tagliare il 25% dei voli da e per l'Italia a partire dalla metà di marzo fino all'8 aprile. Poi si vedrà. E tra le varie ipotesi che in queste ore Save Air 3 starebbe vagliando per limitare le perdite c'è anche quella della chiusura temporanea del Canova, dirottando voli e passeggeri su Venezia. Venerdì è in programma un incontro con i sindacati dei lavoratori per definire la situazione rispetto all'occupazione e misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza. Come sindacato noi ci impegneremo da subito, e l'abbiamo ribadito alle aziende che ci hanno contattato, per evitare il ricorso agli ammortizzatori sociali e per garantire tenuta di reddito e occupazione a tutti i lavoratori, sia diretti sia degli appalti e dell'indotto. Intanto il Consiglio Comunale di Belluno ieri ha approvato all'unanimità l'ordine del giorno che sospende la tassa di soggiorno per 6 mesi, prorogabili poi fino alla fine 2020, proprio alla luce dell'emergenza coronavirus. Emergenza, crisi che tocca anche il comparto legato alla bellezza, ai parrucchieri, anche loro in forte difficoltà. Sentiamo il punto. Da noi qui tutto sommato non possiamo neanche lamentarci per il momento. Vogliamo dare anche un messaggio di fiducia e dire alla gente, chi è sano, chi può muoversi e vai nei locali che hanno delle normative sicure, di andarci tranquillamente. La città è deserta, ammette Fabian, la diminuzione degli appuntamenti c'è, non si può negare. Le clienti chiedono se nei saloni avviene con regolarità la disinfezione degli strumenti, prevista tra l'altro per legge del 1991. Io vorrei rassicurare anche i nostri clienti che è tutto a norma nel fatto che i nostri strumenti sono disinfettati, che i nostri ambienti sono disinfettati, usiamo addirittura degli antivirali in qualche situazione quando riteniamo necessario, e credo che questo sia un modo proprio per dire alla gente: venite tranquilli nei nostri saloni. A Padova, come in Veneto, le donne, soprattutto le mamme, stanno rinunciando alla cura della loro bellezza. Noi abbiamo colto un leggero calo di frequenze, ma anche molto dovuto al fatto che le scuole sono chiuse, le persone devono gestire i ragazzi, i bambini, cioè diventa un po' difficile, no? Avere del tempo libero, però noi presumiamo di vedere gli effetti di questa crisi nell'immediato futuro, quando l'economia subirà proprio i numeri di calo. Lasciamo questa pagina dedicata all'emergenza coronavirus, andiamo nel Bellunese, dove questa mattina si sono registrate 2 scosse di terremoto nella zona del Feltrino. La prima alle 6:57 con epicentro a Sovramonte è stata rilevata di grado pari a 2,8 della scala Richter. La seconda è stata localizzata a Pedavena di grado 2. Paura tra la gente, che ha subito chiamato i vigili del fuoco. Fortunatamente non sono stati registrati danni né a cose né a persone. E per domani c'è allerta acqua alta a Venezia a causa del passaggio di una nuova perturbazione con possibili venti di scirocco lungo il medio e l'alto Adriatico. Il centro maree del comune prevede infatti una massima di 105 centimetri annunciata alle 8:30. La politica, perché alle 12 è iniziato il voto per i 5 Stelle sulla piattaforma Rousseau per scegliere il nome del candidato al presidente della Regione Veneto per le regionali. E quindi a partire proprio dalle 12 fino alle 12 di domani, venerdì 6 marzo, gli iscritti a Rousseau, certificati e abilitati al voto e residenti nelle regioni di Marche e Veneto, si vota infatti anche per scegliere il candidato governatore delle Marche, saranno chiamati a votare per la scelta dei nomi dei candidati presidenti del Movimento 5 Stelle. Lo si legge appunto in un post che era stato pubblicato sul blog dei 5 Stelle, si precisa che potranno votare solo gli iscritti da almeno 6 mesi con documento certificato. Ciascun iscritto può verificare il proprio stato di iscrizione facendo login e controllando il bollino colorato accanto al proprio nome. Prima di salutarci, alcuni appuntamenti con la programmazione di Antenna 3. Vi ricordo, come ogni giovedì, questa sera torna puntuale in prima serata alle 21:15 la Zanzega, un viaggio nel cuore della città più importante del Veneto, Vicenza.
Lele Marcassa e Ivo Gallo alla scoperta della città del Palladio. Vicenza, lo ricorderete, è inserita nella lista dei patrimoni mondiali dell'umanità. Visiteranno alcuni luoghi simbolo come la Basilica Palladiana, il Teatro Olimpico, il Palladio Museum. Si potrà vedere poi la Vicenza romana e sotterranea e ancora la Vicenza vista dal fiume Rentone. Quindi l'appuntamento è alle 21:15 con una nuova puntata della Zanzega. Prima però naturalmente l'appuntamento è con 20:10. Parleremo di coronavirus insieme ad Erika Baldin, consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, e a Riccardo Barbisan, consigliere regionale della Lega. Prima delle previsioni del tempo, vi ricordo subito dopo di noi una nuova puntata di Ore 13, si parlerà di scuole insieme ad Alberto Visentini, direttore delle scuole professionali Lepido Rocco, a Bruno Pietrobono, rappresentante dei genitori della scuola Lepido Rocco di Castelfranco Veneto, e ancora a Claudio Borgia, assessore all'istruzione e alle politiche familiari del comune di Montebelluna. È tutto, vi lascio le previsioni del tempo. Grazie per averci seguito, buona giornata. Bentrovati al meteo. Dopo l'ondata di maltempo di inizio settimana, una nuova perturbazione atlantica raggiungerà il nostro territorio giovedì. Ma vediamo nel dettaglio la situazione del 5 marzo. Sul Veneto al mattino sarà asciutto e stabile con ampio soleggiamento dappertutto. Più nubi poi dal pomeriggio con precipitazioni via via più diffuse e a tratti anche intense, specie in serata e poi durante la notte. Temperature stazionarie, minime comprese tra -1 e 3 gradi, massime invece tra 8 e 12 gradi all'incirca. Bel tempo sul Friuli Venezia Giulia, quantomeno nella prima parte della giornata. A seguire il cielo diventerà sempre più nuvoloso con l'arrivo delle prime piogge entro sera. Temperature minime tra 1 e 5 gradi, massime invece oscillanti tra gli 11 e i 12 gradi all'incirca. Ci spostiamo infine sul Trentino Alto Adige, anche qui dapprima sarà soleggiato, poi condizioni di maltempo intenso con neve localmente anche a bassa quota. Temperature minime fino a -3 gradi, massime invece tra 10 e 11 gradi all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci.